della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. In questo mistero preghiamo per tutti i bambini, i ragazzi e i giovani della nostra comunità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Specialmente le tue misericordia della tua misericordia. Madonna del mare, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Immacolata, Vergine bella, di nostra vita, tu sei la stella, fra le tempeste, segui il cuore di chi ti invoca, Madre d'amore. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Nel terzo mistero della gloria contempliamo il dono dello Spirito Santo. Preghiamo in questo mistero per tutte le famiglie che in questo tempo soffrono per la malattia, per il lutto dovuto alla perdita di una persona cara, per chi ha perso la speranza davanti alle prove della vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri. Prega
pomeriggio di preghiera vi accompagniamo lungo le acque del nostro fiume Cedrino, segno della vita che scorre e del tempo che passa sotto lo sguardo di Dio. Tu che hai custodito nel silenzio i passi del tuo figlio Gesù, cammina ora accanto al tuo popolo e ascolta la voce di questa comunità di Orosei che a te si affida con amore filiale. Volgi il tuo sguardo materno su chi vive nella sofferenza, su chi lotta ogni giorno contro la malattia, su chi porta nel cuore ferite e crisi. Prega il tuo figlio Gesù per i malati presenti e per quelli lontani, per chi attende una parola di speranza e per chi invoca nel silenzio il dono della guarigione. Come il vento accarezza queste acque, così la sua misericordia sfiori i corpi stanchi e gli animi affaticati. Dove c'è dolore porti sollievo, dove c'è paura porti pace, dove c'è disperazione riaccenda la luce della fede. Santa Maria, tu che alle nozze di Cana hai visto ciò che mancava alla festa, guarda oggi questa comunità parrocchiale. Vedi le tante famiglie provate, i giovani smarriti, gli anziani soli, chi cerca lavoro, chi ha perso la gioia di vivere, chi non riesce più a pregare. Chiedi al tuo figlio di passare ancora in mezzo a noi, come fece lungo le strade della Palestina, per rialzare chi è caduto, consolare chi piange e restituire speranza ai suoi. Questa processione avanza sulle acque del fiume Cedrino, fa che anche la nostra vita ritrovi la direzione del bene e della pace. Guidaci verso le vie sicure, proteggi le nostre case, benedici i bambini, gli anziani, i pescatori e tutti coloro che affidano a te le loro paure e il loro domani. E quando le acque della vita diventeranno agitate e oscure, insegnaci a non temere, perché tu sei madre che veglia su questa comunità, tuo popolo. Santa Maria, Madre nostra, resta con noi in questo giorno e per sempre. Amen. Benedicta
proteggi le nostre case, benedici i nostri bambini, gli anziani, i pescatori, tutti coloro che a te affidano le loro paure e il loro domani. E quando le acque della vita diventeranno agitate e oscure, insegnaci a non temere, perché tu sei madre che veglia su questa comunità, che è il tuo popolo. Santa Maria, Madre nostra, resta con noi in questo giorno e per sempre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Beata Vergine del Mare, Beata Vergine del Mare, Beata Vergine del Mare, Beata Vergine del Mare. Grazie per questo bel momento di festa, di fede, con l'augurio che sia fecondo personalmente e comunitariamente. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questa festa. Ho letto da quando sono arrivato il comitato in varie magliette, quindi il comitato, il coro che ha animato la celebrazione. Ringrazio le autorità presenti, la sindaca Elisa Farris, tutte le autorità militari e rappresentanti di varie associazioni, e poi tutti voi che siete venuti, mi pare, da diversi luoghi a onorare Maria, Santa Maria e Mare. Che il Signore ci renda davvero felici. Saluto anche i confratelli, perché sennò poi ce li dimentichiamo. Ce l'ho alle spalle, quindi se non vi vedo davanti rischiavo di dimenticarmi. Che il Signore ci renda ferventi fedeli di Maria per arrivare a Gesù. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.